Il djembé, allora, chi si basa? Cerchiamo un djembé. Perché per tutto? Perché è sparito? I zidei non facciano mica vesta. Allora il djembé che ha fatto? E partout. È per tutto, eh? E chi gli domanda a noi? E tutti i zidei del mondo, vieni. Ah, voilà. Allora, ci ne djembé, Nazia? No, non ci sono mica djembé, non ci sono che comunque. In dove faccano? In un deserto. In un deserto, quale c'è in un deserto? Aladdin e Yasmina. Ah, ecco, è meglio così, eh? Ci ne djembé in un deserto? No, non ci sono che d'arbuca. Facciano una grande festa. E il djembé allora? E contento. È contento se ne sta con i zidi. È vero che ci sono 40% poco bere su di zidi li consumi di Corsica, di radio. Ognuno ha un'altra lingua in casa. E per questi zidi li dicono bene perché non si vergognano mica di avere un'altra lingua differente di un francese in casa, perché in scuola ci sono due lingue, dunque si sa che in un mondo si parla mica che una lingua. Come si dice buongiorno in thailandese? Come si dice? Savatika. Savatika. E in portoghese come si dice buongiorno? Buon dia. Buon dia, mi sa su mio corso, eh? E dimmi, a Marocco come si dice buongiorno? Salam alaikum. Voilà. Infatti, in un mondo usano, la maggiorità del mondo campano 92 o 3, 4 lingue. Dunque, un'altra lingua è percepita come qualcosa che impedisce di parlare un francese. Allora, sta zidella che parla 4 lingue, Ciuga ha avuto una messa in piazza di un linguaggio, non ha due modi, l'inglese e il thailandese. Ciuga ha avuto questa competenza di passare da una lingua all'altra e ora può passare da una lingua a parecchie, non c'è mica problemi. Vas-y, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Penso di noi per i zideli che sono corsi, che di un bel di noi di sapere che è molto la sua cultura è riconosciuta, che è valorizzata. Quale cadana qua i fiori? A scuola, anche a scuola bislingua, non basta più perché siamo intornati di un'altra lingua che sopravviene di un corso. Per me la società bislingua è una società che permette veramente a Gorsovania di mettersi in piazza e di dare all'individuo un mezzo di si savano, ma di noi con tutti i valori che il bislinguismo trascina in quello, il rispetto dell'altro, e se vogliamo domani una società moderna siamo obbligati di passare per questo concetto di società bislingua. Je dois dire que non, malheureusement, je ne parle pas souvent corse. J'ai parlé quand j'étais très jeune et j'ai oublié depuis un petit peu. C'est pour ça que j'ai eu envie de recommencer à le parler en m'inscrivant dans les cours de théâtre corse. Avec les enfants, je ne parle jamais corse, malheureusement, parce qu'ils le parlent très peu et très mal. C'est peut-être nous qui aurions dû assister davantage. Mais bon, la facilité veut que nous parlions français et donc on se contente de ça, malheureusement. Sono da generazioni che non parlavano tutti i corsi. Quando non di un pinciuto giocava in corte con noi, gli era obbligato a parlare corso perché tutti parlavamo corso. Era la nostra lingua naturale. Invece che dopo è venuta un'altra generazione e dico che lei non è mica solo la colpa è la nostra. Siamo noi, so io, faccio parte della generazione colpevola
colpevole, quella che ha stanciato di parlare corso con quei figlioli. Je suis issue d'un milieu corse, mes parents parlent corse, mes frères parlent corse, mais les filles ne parlaient pas corse. Et ma grand-mère n'a pas voulu qu'on m'apprenne à parler corse. Pourquoi votre génération n'a pas transmis la langue? Ah ben vous savez, d'abord parce que nous avons subi une propagande intensive de la part des autorités françaises. À l'école, nous étions punis. Soi-disant que c'était vulgaire à cette époque-là. Voilà. Ma mère me disait aussi que pendant la récréation à l'école, on leur interdisait de parler corse, on leur tapait sur les doigts. Et elle n'a pas voulu, de toute façon, ils étaient tellement, comment dire, on les a tellement obligés à couper avec leurs racines que leurs enfants, pour eux, c'était pas bien de parler corse, quoi, voilà. Et puis parce qu'on nous avait dit, vous comprenez, le français, c'est la langue de la promotion sociale. Alors nous avons voulu que nos enfants soient promus aussi. Che ha un senso, qui non si capisce mica perché fai così. Alors, il y a Proa parla corso. Mi pare qualcosa di terribile a dire. Proa parla corso, perché infatti è la mia lingua materna e infatti l'ha più smenticata. E dunque una lingua che avevo in me, qua, che nei miei gesti, nei miei pensieri, in tutto. Una letteratura troppo confinata, a un momento dato, ha difficoltà a aprirsi. Usi tanta, facci schiatta, apri tutto qui e un velo di elaborazioni. Noi abbiamo il potere di far nascere una nuova generazione perché a nostra di vera che non parla oggi più, di vera che il corso si stabilito come una simbolica, ma c'è un paradosso che di un simbolo non si parla più. Dunque, piuttosto di parlare il corso, ci vorrebbe piuttosto a parlarlo. Semplicemente. Il corso, con l'aiuto dei media, di tutti questi libri, dell'edizione, dell'insegnamento, un insegnamento più radicato, diciamo, a lingua spudica. Penso che il corso può avere una bene. Aujourd'hui, on a une situation de double identité. On est corse. Ici, tout le monde dit que le corse est ma langue maternelle. Je veux bien les croire, mais combien disent qui dit vrai? Certains disent vrai, mais d'autres se représentent ce qu'ils voudraient être. Le jour où il y a peut-être une prise de conscience collective, ça va être très facile qu'elle soit parlée dans la rue. En Corse, il y a un socle. Même quelqu'un qui ne parle pas, c'est accessible. S'il a toujours vécu ici, même si ses parents ne sont pas corses, il me semble que pour lui, c'est accessible. Je pense que c'est à notre génération de faire le premier pas et d'aller vers nos parents, de leur parler en Corse pour continuer cet échange. Et c'est à nous d'apprendre à nos enfants plus tard, de leur donner l'habitude de parler et sans se forcer, parce que c'est un moyen de communication, c'est pas une matière. Il ne faut pas l'apprendre comme une matière. Nous savons parfaitement que le corse est comme les autres, une langue qui se parle différemment selon les lieux, selon les temps, selon les situations tout simplement. Il est évident que si je vais faire ma belote tout à l'heure au bistrot du coin et que j'utilise le même vocabulaire que celui que j'utilise avec mes étudiants ici, je vais passer pour une espèce de carnois. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Vous avez entendu peut-être tout à l'heure que nous étions parfaitement à l'aise dans un corse tout à fait élaboré, équipé, pour faire un cours de niveau licence à l'université sans aucun problème. Il n'y a pas de langue vivante qui existe
sans un support politique fort. Sinon, elle s'étiole dans les dialectes et elle se fonde dans les créoles. Moi, je suis un militant de la co-officialité. Peut-on aujourd'hui légitimement refuser à la langue historique des Corses de ne pas être officielle sur le territoire qu'il a construite? Io penso che non c'è modo in Corsica che possa contestare il fatto dell'ufficialità della lingua francese. E anche, dicere anche di più, che culturalmente non c'è nessuno che può dire che non siamo mica francesi culturalmente. È qualcosa che si è imposto e che ci ha costruito di noi. Ma a tempo siamo stati impastati, costruiti da una lingua landana, più landana che il francese, che si è fatta di pochi secoli, non sappiamo manco fino a dove arrivare. Figliolema a Spagna, che ha aperto la sua Costituzione all'ufficialità di lingue come il catalano, il basco o il galiciano. La lingua, il francese, la politica culturale della Francia, a regretto, ma è in ritardo non da questa. Pedro. Pedro. È inventato Pedro. Jean-François. Ma Elle è fratello di Paolo Santo. Sono bravi, zitelli, sono bravi. Dans ce village, s'ils vont à l'épicerie, s'ils vont à la boucherie, les enfants s'adressent aux personnes adultes en Corse. Allez. Pe Pasqua, pe avesta di Pasqua. Felice, compra lui, per dege di deli. Dege. Et ognuno avera due ioi. D'accord? Puisqu'il n'y a plus ce mouvement de la maison vers l'école, on essaie d'aller de l'école vers la maison. Et c'est vrai que les spécialistes de la langue de Corté, on dit que bon, aujourd'hui, le constat que l'on fait, c'est qu'elle est enfermée dans un bocal, l'école, et qu'elle n'arrive plus à en sortir. Vinti, sicura vinti. Ce que j'ai voulu vraiment voir dans le site bilingue, justement à Lorette, parce que moi, je pense que c'est un des seuls en Corse où il y a un niveau aussi important en langue corse, j'ai voulu voir justement si la langue sociale était la langue de l'école et comment elle pouvait justement coïncider avec l'enseignement en français. À partir du moment où les enfants sont bilingues, donc on veut qu'ils aillent vers un certain bilinguisme, je dirais que eux, si vous voulez, ils passent d'une langue à l'autre quasiment sans s'en apercevoir. Je ne vais pas dire une traduction, mais c'est simultané, quoi. C'est la bilingualité. Donc maintenant, qu'on explique une notion en langue française ou en langue corse, je pense que pour mes élèves, peu importe. Le tout, c'est que la leçon soit bien expliquée. Allora manco l'anguilla. No, anguilla manco una druida. Manco una druida. Ma l'avete vista no? C'erano? Io ho vista una esatta. Aggiudirà di qua gucciara, nell'era. Manco. Maestro, l'estate quando vanno? Ma sai quanto ne muoiamo? La vede? 450 druidi. Vabbè. Solo? No, e risoli? Caia solo. Con quale? E come zio. In un giorno? No. Tu le modi dans un mois. Un mese esatto. Tutti i giorni. Tous les samedis. Vabbè, è bello. Qui c'erano? 15 tous les jours. Et 15 fois, il y en a combien de samedis dans les mois? 4. 15 fois 4, ça fait pas 450. Ah, giochi, Chi t'ha avuto, Non, mais on en prend, 450 on en a pris. Demandiamo noi. La stagione di pesca, la stagione sana. La stagione sana di l'estate a Oa. Sono ad un corso in Berlino che avete parlato francese. Sono ad un corso che c'è la lingua corsa che parla corso. Come muovo, ne.
et tout le monde. Et pourquoi tu as dit l'école t'apporte rien? L'école m'apporte des choses, mais la langue corse à l'école... La langue corse, c'est pas l'école à moi qui me l'a apporté. Et lire en corse, écrire en corse, c'est pareil. C'est pareil qu'écrire en français. Non, mais en français, il fallait apprendre à lire et à écrire. Oui, à l'école, on apprend le français. Le corse, moi, je l'ai appris en dehors de l'école. Même à l'école, on apprend le corse. Ce qui est important quand on apprend le corse à l'école, peut-être, c'est qu'on fait participer à la connaissance de la langue corse à d'autres enfants. Oui, l'année dernière, lui, le petit Xavier, là-bas. L'année dernière, il y avait une petite fille qui s'appelait Ilona. Elle parlait pas très bien corse. Quand on faisait le corse à l'école, ça l'aidait. Ça, c'est sûr. C'est tu che l'hai fatto? C'est tu che l'hai fatto, ouais. Vabbè, poco forte tu. Tu che l'hai fatto? Io sarò un po' di messo il zucchero e io messo il cioccolato. En francese non so mica scrivere, manca appena. Faccio bene i voti d'ortografia e tutto, ma preferisco la lingua corse che la lingua francese. C'est notre langue, le corse. Dove le mesi a cuocere? Due. Si un jour vous avez des enfants, vous allez leur parler en corse? En corse. Et qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez plus grand, vous savez déjà? Oui. Porcaio. Cabraio. Hai un canale ma bianco si chiama Bubula e dopo se la mamma non c'è caduto. C'è caduto il tuo? Due. Nous pensons que le peuple corse continuera à exister même si la langue disparaît. Alors pourquoi la sauver? D'abord parce qu'elle est une richesse culturelle et identitaire. Puis, elle a une saveur et un côté maternel unique. Elle est aussi un outil d'intégration et une ouverture d'esprit. Il a été prouvé que le bilinguisme, parler le corse et le français par exemple, est une gymnastique intellectuelle qui donne des meilleurs résultats scolaires dans toutes les matières et facilite l'apprentissage d'autres langues. Femo gampa saber la lingua corsa di nostri antichi. Questi lingue, questi piccoli lingue, sono una maniera di dire che noi esistiamo e che noi siamo mica tanto differenti dagli altri, ma allo stesso tempo abbiamo qualcosa di particolare che noi rivendichiamo. Quando io entro in un caffè, la parola che mi scappa prima è dire salute, mica buongiorno, perché sono io. Perché sono io, perché non sono mica figlio in Portarosa, figlio di qui. A Cispa sono quasi 100 anni che è stata scritta e dice all'ingrosso il nostro popolo, la nostra lingua, sono traccia di sparisce. Poi ci sono sempre, 100 anni dopo, fino a 90, quanto faccio? 98 anni, qualcosa così. Ah, dici in bene! Ma è figlio da vicino! Ma l'hai visto? Voglio un monaco per due non ce n'è più. Ma sapete? Voglio entrarci in salute tutte queste razze sane, le boattoni, alpine. E noi i corsi si scodono. Ma poi vediamo dopo che ci stiamo sempre. Fate la vera. E le modino.